davanti alla sta porta. facendo tutta sta fatica. Avanti. Buon signore, chiuda la porta per favore. Sì. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Un breve punto stampa è doveroso. Tanto l'aggiornamento dei casi. Abbiamo 1023 persone positive in questo momento, 262 persone ricoverate, 68 persone in terapia intensiva, 54 dimessi e 29 decessi. Questo bollettino del mattino ovviamente vi posso già anticipare che le terapie intensive sono già arrivate a 75. Una comunicazione che voglio fare ai veneti nella speranza e nel ringraziarvi per l'assistenza che ci state dando in questi giorni è molto chiara. I veneti devono capire che devono stare in casa. I veneti devono capire che la prima cura al virus siamo noi. I nostri modelli ci dicono che fra 5 giorni avremo un picco nelle terapie intensive. I nostri modelli ci dicono che se continuiamo così a non rispettare le regole, entro il 15 di aprile avremo 2 milioni di veneti contagiati. Allora, il vero tema è che dobbiamo richiamare tutti alla responsabilità. Alla responsabilità vuol dire di non andare i fine settimana al mare a fare passeggiate, di non andare nei centri commerciali, di non andare nelle piazze, di non andare in nessun posto che non sia il posto di lavoro o il negozio alimentari per approvvigionarsi di generi alimentari o a stare a casa. Questo è l'appello che faccio ai veneti. Lo faccio con forza perché stiamo per entrare nell'area di turbolenza. I nostri modelli che abbiamo seguito, i modelli matematici, gli algoritmi e il nostro ufficio studi ci dà delle proiezioni. Sono proiezioni che purtroppo, se non riusciamo a intervenire con l'aiuto di tutti, la curva non riusciamo ad arrestarla. Questo deve essere chiaro a tutti. C'è poco da fare atti di eroismo o di esorcismo perché in questa fase bisogna guardare con obiettività quello che sta accadendo. La prima cura al virus siamo noi, nei nostri comportamenti, nel fatto che dobbiamo mantenere le distanze di sicurezza nell'interlocuzione con le persone, nel fatto che dobbiamo limitare al minimo i rapporti sociali. Non avrei mai pensato di dire nella mia vita di invitare una comunità a non relazionarsi più, però è un sacrificio che dobbiamo fare. Questa è una emergenza che ci trasciniamo non per qualche settimana, per un bel po'. Stiamo facendo di tutto perché le curve non vengano rispettate rispetto ai modelli. Ci siamo riusciti fino ad ora, però adesso c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Si eviti di venire a fare domande se posso portare il bambino a ginnastica piuttosto che nel parco, altre robe del genere, perché la raccomandazione migliore che vi do è quella di stare in casa. Meno persone frequentate, anche tra i familiari, meglio è. Il che significa che è giusto tenere rapporti con i genitori piuttosto che con i figli o quant'altro, però sappiate che meno persone che si incontrano, meglio è. L'insidia è il positivo asintomatico, che ha un R0, per usare un termine tecnico, di 2,4. Vuol dire che ogni persona positiva asintomatica riesce a contagiare 2,4 persone, che moltiplicato per poi altre 2,4 per 2,4 per 2,4 alla fine infetta tutti i veneti. Adotteremo ulteriori misure sanitarie. Adesso attendo, abbiamo fatto una lunga videoconferenza stamattina presto. Abbiamo oggi una videoconferenza alle 15. Adotteremo ancora altre misure sanitarie, e questo sul fronte sanitario, per fare in modo di essere ancora più incisivi, invasivi nelle misure. Abbiamo un piano di terapie intensive che stiamo ora dopo ora rafforzando, però ricordo che se i veneti e ascoltino bene le mie parole, evitino di mandarmi commenti per spiegarmi di come è fatto il mondo e altre robe del genere. Guardiamoci nelle palle degli occhi. Se i veneti non seguono queste indicazioni, ci svuotano gli ospedali, ma ci svuotano dei pazienti ordinari e li riempiamo di pazienti coronavirus.
Se noi veneti non rispettiamo le indicazioni di stare a casa, e mi meraviglio che ci sia anche qualcuno che invita a non stare a casa, se noi veneti non rispettiamo le condizioni di stare a casa, svuotiamo gli ospedali dai pazienti ordinari e purtroppo li dovremo dedicare tutti al coronavirus. Io non sto facendo allarmismo, io ho sempre detto, i veneti mi conoscono, ho sempre detto la verità rispetto alla situazione. Fino ad oggi, a quest'ora, che non so che ora sia, che ora è? Mezzogiorno e mezzo. E che giorno è oggi? Mercoledì 11 marzo. Fino ad oggi, a mezzogiorno e mezzo dell'11 marzo, così resta agli atti, la situazione, grazie a una macchina sanità che funziona, è sotto controllo. Però gli algoritmi, i modelli matematici ci dicono che al 15 di marzo l'incremento delle terapie intensive sarà radicale. Non possiamo puntare solo sulla fortuna, sul bel tempo o su boiate o su consigli per gli acquisti. No, bisogna stare a casa. Lo dico ai genitori rispetto ai bimbi. I bimbi non muoiono se non vanno a fare un giro il fine settimana al mare piuttosto che ai centri commerciali o al parco. Lo dico agli anziani che devono mettersi in testa di restare in casa. Ringrazio tutti i ragazzi che da volontari si sono offerti e anzi li invito a farlo sempre di più, a portare la spesa, ma portare la spesa vuol dire lasciarla sulla porta di casa. Cioè bisogna averli questi accorgimenti. Lo dico a tutte quelle persone che non hanno impegni di lavoro o che possono non avere impegni di lavoro, che possono permettersi di fare questa scelta di civiltà, di stare a casa. Lo stiamo dicendo con i nostri canali mediatici, lo stiamo dicendo con tutta la comunicazione, è un appello che facciamo. Qualcuno ci ha criticato perché usavamo gli influencer di 16 anni, adesso avete capito perché? Perché sapevamo che il problema era un problema che comunque si sarebbe sempre più ingrandito. A me fa piacere vedere che quel sito che abbiamo aperto in questo momento fa 90.000 persone, tutti i ragazzini che seguono le indicazioni. Però abbiamo bisogno di un grande atto di solidarietà, di responsabilità, di civiltà. Ce la facciamo, però dobbiamo uscirne con le ossa poco rotte. Per me sono già tante 29 persone che hanno perso la vita. Io sta robe non le voglio liquidare come beh, è andata bene, perché è andata bene vuol dire morti zero. Non è andata bene, abbiamo già 29 persone che hanno perso la vita. E ieri sera è morto il secondo contagiato di Vo. Allora, oggi la partita passa in mano ai veneti. O stiamo a casa, voglio vedere le strade vuote, la sera alle 6, ovviamente escluso il tema del lavoro perché ancora siamo con l'apertura delle aziende, ma per il resto le strade devono essere vuote, le luci locali devono essere spente. E ai ragazzi faccio un appello, i ragazzi possono darci una mano paurosa su questa partita. Svuotate le spiagge, svuotate le piazze, svuotate tutto quello che è aggregazione. Non vi vengo a dire che è punita per legge, perché adesso c'è anche la norma che proibisce ogni forma di aggregazione, in pubblico e in privato. Non andate alle cene degli amici, non fate come quando vediamo nei film, no, che cioè, se ti vietano l'alcol, allora metti la bottiglia nel cartoccio di carta così non vedono che bottiglia è. No, non facciamo i ritrovi familiari, non troviamoci a giocare a tombola con i parenti, niente. Ogni nucleo familiare deve restare isolato a casa sua. Non dite che non abbiamo dette queste robe. Le sto dicendo con cortesia da giorni, oggi le dico un po' più con vigore. E un invito e un ringraziamento al mondo della comunicazione, diffondete questo messaggio. Qualcuno dice, ma si chiuderà tutto, se continua così sarà inevitabile che si chiuderà tutto. Finiamola di voler sempre cercare il titolo da metterci, se continua così si chiuderà tutto, perché saremo tutti con il virus. Dateci una mano a rallentare la diffusione di questo virus. Lasciamo perdere tutte le cose che abbiamo sentito dire, che abbiamo detto. Tutti noi abbiamo detto qualcosa che magari non era in linea, magari anche perché ci siamo affidati
della comunità scientifica che all'inizio ce l'ha descritta come una roba un po' così eterea. La verità oggi è che questo virus qui da noi fa più danni di qualsiasi peggiore influenza. Non è normale che muoiano 29 persone in 15 giorni, non è normalità. E nessuno si può chiamare fuori. Se c'è qualche ragazzo che è convinto che il virus non faccia andare in terapia i ragazzi, mi premurerò io di far vedere i ragazzi in terapia intensiva intubati, o gli adulti o i bimbi. Abbiamo un obbligo morale di difendere le persone più deboli, gli immunodepressi. C'è un bel spot che faremo vedere dei ragazzi della Teen Zone di Padova, dei malati di oncomatologia, che fanno un appello, dicono dateci una mano, non andate in giro, state a casa. E così poi gli anziani che hanno bisogno di essere protetti, e i bimbi. Insomma, l'appello mio è di stare a casa. È inutile che ognuno mi scriva e mi dice dovete chiudere tutto. Inizia a stare a casa. È inutile che pensiamo di aver risolto il problema mettendoci il cuore in pace sapendo che il negozio vicino a casa chiude piuttosto che la fabbrica. La verità è che se non stiamo a casa possiamo chiudere tutte le fabbriche del mondo e tutti i negozi del mondo, ma il problema continueremo ad averlo. Quindi oggi peraltro ho dato a disposizione anche la sanità e farò anche un'ordinanza che attiveremo anche subito misure ancora ulteriori. Cioè, al di là dei tamponi andremo in isolamento con tutti i contatti, un positivo, tutti i contatti isolati, che siano negativi, che non andiamo in isolamento di massa. Isolamento di massa vuol dire che le persone devono stare a casa, poi faremo l'attività di sorveglianza con le telefonate e tutto. Però è fondamentale che ci diate una mano. Ne possiamo venire fuori, però bisogna restare a casa. Quindi l'appello che faccio ai Veneti oggi è questo: restate a casa. Io non ho altro da aggiungere. Prego. Ma quindi secondo lei si potrebbe procedere con una fase di tamponi su tutta la popolazione arrivati a questo momento? Allora, questo è un progetto che noi abbiamo e stiamo seguendo. Abbiamo fatto ormai penso oltre 20.000 tamponi. Poi c'è una capacità di farli i tamponi. Pensare di tamponare 5 milioni di veneti piuttosto che 60 milioni di abitanti oggi è pressoché impossibile, ma non perché ci sia disorganizzazione. I tamponi non è solo il problema di farli, ma è anche di analizzarli. Poi c'è un altro tema, lo dico perché anche qui io ho scoperto che ci sono i terapiatisti, ci sono quelli delle scie chimiche, c'è il mondo intero su sta roba qua. Voglio ricordarvi che il tampone negativo oggi sulla stessa persona può essere positivo domani. Il tampone è una fotografia. Quindi in teoria, se volessimo avere la certezza assoluta matematica all'ennesima potenza, dovremmo fare i tamponi anche più volte al giorno, tutti i giorni. Però il tampone è un grande elemento che ci dà già un grosso screening, perché se noi riusciamo più positivi becchiamo asintomatici, più riusciamo a fare gli isolamenti di focolai. Vi do solo un dato: a Vo abbiamo scoperto che circolavano 6 persone positive asintomatiche che stanno bene, che di più non si può, ma li abbiamo beccati con i tamponi. E dico anche che oggi noi sappiamo che in virtù anche di nuove norme, tutti quelli che hanno sindrome influenzale vengono tamponati d'ufficio. Quindi stiamo ampliando veramente, fra l'altro con un progetto che anche presenteremo, il tema dei tamponi. Però il tema dei tamponi è un di cui di tutta la partita. La parte principale è l'isolamento dei veneti. Se i veneti si mettono in isolamento, questo ci aiuta molto. Allora, se prendiamo il contingente che è esposto, perché lo dobbiamo riconoscere, e ci espone al contagio, che è quello di chi va a lavorare, abbiamo però una parte di popolazione che possono essere almeno 2 milioni di veneti, che se stanno a casa in isolamento ci aiutano a fronteggiare questa emergenza. Dopodiché verranno anche altre misure. Tutti mi dicono ma cosa accadrà? Io posso dirvi che ogni secondo in questa emergenza ha la sua pena. Quindi evitiamo di fare l'analisi di quello che abbiamo detto un secondo prima, perché già sto dicendo cose che forse sono già vecchie rispetto a quello che accadrà prima di sera. Quindi in virtù di questo isolamento di massa con queste nuove misure sanitarie si prevede anche una chiusura anticipata, se non del tutto, dei centri commerciali? No, io non ho detto questo, ho detto che oggi la norma è chiara. La norma dice che a fine settimana sono già chiusi i centri commerciali, aperti solo per le attività
di vendita di alimentari e farmacie. Però la mia preoccupazione qual è? Che uno pur di andare a fare una passeggiata con le vetrine tutti si riversano magari se piove nel centro commerciale. O la mia preoccupazione è che fine settimana c'è sole, andiamo tutti a respirare l'aria buona del mare, ma se tutti si ritrovano con le foto che ho visto io a riempire i pontili e il lungomare, cioè vuol dire che stiamo trasportando il virus alla velocità della luce e quindi poi il raccolto lo facciamo dopo, lo vediamo nelle curve con l'impennata delle curve. Quindi il vero tema è che i cittadini non devono aspettare decreti a casa. C'è anche la partita dei mercati settimanali a tal proposito, non nel fine settimana. Beh, questo è già previsto, il tema del fine settimana. Dopodiché al mercato non è che si va a fare una passeggiata. Se qualcuno non riesce a evitare di andare al mercato perché non è riuscito a approvvigionarsi, che so, del latte piuttosto che, a parte il fatto che non so se, sì, il latte si trova anche al mercato nel banco dei formaggi, piuttosto che la verdura o altre cose, l'importante è non andare in mezzo alla folla, l'importante è non andare in mezzo ai cittadini. Vi ricordo che la distanza minima è 1 metro, ma 2 metri è meglio, 3 metri è meglio ancora, 4 metri è più che sufficiente, 5 metri è più che soddisfacente e non incontrare nessuno è la soluzione migliore. Governatore, avete già formalizzato, le chiedo sulla base di quello che comunque ci ha spiegato, le possibili richieste al Premier Conte di aumentare insomma le restrizioni? Ma guardi, questi sono tutti temi che matureranno ora dopo ora. Anche oggi pomeriggio abbiamo una videoconferenza, ieri abbiamo fatto 3 ore penso e mezzo di videoconferenza. E bisogna andare sul fronte delle restrizioni, però io resto sempre convinto di una cosa, cioè alla fine è un fatto culturale. Se capiamo che è un problema, tutti noi assieme è come costruire un alveare, un'ape dopo l'altra costruisce un grande progetto. Se pensiamo che ci sia solo l'ape regina che costruisce l'alveare, muore l'ape regina, crepa l'alveare e crepano tutte le altre api. Questa è la verità. Dobbiamo fare un lavoro da squadra, cioè dobbiamo fare un lavoro di squadra. È fondamentale, c'è nessuno deleghi, magari per avere, come si può dire, per essere con la coscienza a posto, il problema è vicino di casa. Presidente, possiamo fare una cosa per le esigenze televisive? Le faccio 2 domande e mi lei mette delle risposte molto brevi che così possiamo metterle poi immediatamente in onda. Scusatemi. Presidente, la situazione è grave. Lei lancia un appello forte ai veneti? Assolutamente sì, al momento è sotto controllo, le curve ci dicono che ci sarà un inasprimento forte dell'ingresso del virus nella comunità. I veneti devono stare a casa, nel senso che chi non ha esigenze lavorative, per tutto il resto bisogna stare a casa. I modelli matematici cosa dicono? I modelli matematici ci dicono che alla volta del 15 di marzo avremo un'impennata importante degli accessi alle terapie intensive. Io spero che non si realizzi, ma ho l'obbligo di dire questo. E c'è un rischio rispetto agli ospedali e alle persone che sono ammalate per altri motivi? Guardi, la prima cura siamo noi veneti al coronavirus. Se noi non osserviamo le regole di stare a casa, di stare isolati, finirà che dovremo svuotare gli ospedali dai pazienti ordinari e riempirli di pazienti coronavirus. Presidente, ci saranno delle ordinanze più severe perciò da far rispettare? Ma ci saranno sicuramente sempre più ordinanze restrittive, ma la vera sfida è quella di far capire ai cittadini di non avere contatti, di non avere vita, purtroppo è brutto dirlo, relazioni sociali in questo momento, restare a casa per quanto possibile e uscire il meno possibile. Ordinanze regionali da concordare con il governo? Ma guardi, ormai siamo assolutamente in scia rispetto a questo, nel senso che anche come governatori condividiamo la sfida che alcune limitazioni devono essere ancora più accentuate, non andare a passeggiare al mare, non andare a riempire le piazze, non andare nei centri commerciali, insomma restare a casa. Le attività produttive? Le attività produttive in questo momento sono ancora aperte, non escludo che ci possa essere qualche altro salto in avanti, balzo in avanti, ma al momento non ho novità, sia per le attività produttive che per le attività commerciali. Così per i trasporti pubblici? Così vale anche per i trasporti pubblici e ognuno di noi deve pensare che non è sufficiente dire chiudete i negozi e mi metto il cuore in pace. Il vero tema è sto a casa e chiedimi di chiudere anche i negozi.
Presidente, scusi, appunto dal punto di vista economico sono arrivate delle rassicurazioni per quanto attiene ai ristori tanto attesi? Ci hanno annunciato il decreto alla volta di venerdì, il decreto che abbiamo negoziato come Presidenti delle Regioni e parti sociali e tutto il mondo imprenditoriale rispetto a quei 7 miliardi e 6, 7,5 per aiutare le imprese. Ovvio che siamo davanti a un'emergenza la più terribile che è toccata a questo paese, è un'emergenza che ha valore europeo e l'Europa in questo momento non si sta coordinando e non sta coordinando gli Stati membri. 15 miliardi sono previsti però. Guardi, io penso che che sono 15 piuttosto che siano 20 o 25 saranno sempre pochi rispetto al danno che comunque 25 al momento sono lievitati dai 3,6, siamo arrivati ai 25, bene. I primi 12 venerdì. Ma sono sempre pochi rispetto, e non lo dico per polemica, rispetto ai danni che questo virus fa e farà. Su un supercommissario lei che posizione Ma ha? guardi, a me interessa che riusciamo a risolvere il problema, non sono partite nelle quali io voglio entrare, cioè, guardi, io penso che in questo momento dobbiamo parlare ai cittadini, se i cittadini ci aiutano con il rispetto del fatto di stare a casa riusciamo a venire fuori velocemente, se si va fuori per esorcizzare il virus o per altre menate che non siano quelle indifferibili si fanno tanti danni. Presidente, lei prima ha dichiarato se continuiamo su questa strada arriveremo alla chiusura totale, una proposta già avanzata dal suo collega La situazione lombarda è una situazione tragica, è una situazione assolutamente che mi vede assolutamente al fianco del governatore Fontana e devo dire che la misura dell'isolamento totale è la misura, diciamo, quella assolutamente più consona, però è pur vero che questa è una decisione che deve essere presa ovviamente in accordo con tutti, visto e considerato che ci sono anche altre realtà che devono capire che o stanno dentro o stanno fuori da questa partita. Detta in soldoni, il governo deve dare anche delle indicazioni rispetto a una visione nazionale, dopodiché la Lombardia secondo me deve essere ascoltata perché lì la tragedia la stanno già vivendo in queste ore. Scusi.